Francesco Agus, in quella poltrona poco fa c'era seduto un suo amico di sinistra, insomma, l'onorevole Stocchino, col quale parlavo di questa alleanza spesso sopportata con alcuni partiti del centro-sinistra. In Sardegna come va? Come avete vissuto il travaglio di Francesca Barraccio, insomma, che ha portato poi alla scelta di Pigliaru, e come vivete il fatto che in altri partiti ci siano dei colleghi con un avviso di garanzia, lo stesso che ha portato a giubilare l'onorevole Barraccio? Il nostro candidato è Francesco Pigliaru. Stiamo costruendo una proposta forte per il governo della Sardegna e ringraziamo Francesca Barraccio che con il suo coraggioso passo indietro ci ha reso possibile e ci ha reso ancora più probabile la sostituzione di Cappellaccio alla guida della Sardegna con un progetto più serio e più adatto ai tempi che appunto è quello di Francesco Pigliaru della coalizione di centrosinistra. Il passo indietro noi l'abbiamo invocato anche per ragioni di opportunità politica. Non siamo giustizialisti, non lo siamo. Anche in altri partiti ci sono candidati con avvisi di garanzia. Non ci dimentichiamo che sabato un condannato in via definitiva ha sostenuto il candidato presidente della coalizione a noi avversa, che tra l'altro è anche presidente uscente e che anche 5 anni fa è stato sostenuto appunto da Silvio Berlusconi, che sabato alla fiera ha fatto il pienone, pur avendo appunto una condanna ormai in via definitiva. Ebbene, noi vorremmo spostare l'attenzione sui temi. Quando abbiamo incalzato anche le altre forze di centrosinistra, anche il Partito Democratico, anche tutto il quadro del centrosinistra, lo abbiamo fatto perché nei mesi precedenti poco si è discusso di programmi. Fortunatamente siamo stati capaci in questo mese intenso di riprendere in mano la situazione e di discutere di quello che dovremo fare dal 16 febbraio in poi. Le emergenze aperte sono tantissime. Elenchiamole e poi le approfondiamo. La prima è la povertà. C'è un'emergenza povertà disarmante che ormai investe anche fasce di popolazione che mai avevano preso in considerazione l'idea di fare i conti con questa emergenza. La seconda, se posso essere breve, solo e poi approfondiamo. Sì, è l'immigrazione giovanile. Chi ha la mia età in Sardegna oggi non ha dignità di vivere. Lei quanti anni con Liori? Non era d'accordo sul discorso primario che si fanno e non si rispettano? No, no, assolutamente, non è una battuta. Parliamo di programmi, la cosa a cui tenete di più voi di SEL in un contesto di centrosinistra. Noi abbiamo... Anche con l'esperienza di Massimo Zedda a Cagliari, sì, che voi giudicate ovviamente in modo positivo, perché però qualche perplessità complessiva sta... Assolutamente, non ci stupisce che desti alcune perplessità. Naturale, a Cagliari stiamo implementando un sistema di regole e stiamo scrivendo le regole anche riguardo a cose sulle quali le regole non c'erano. È normale fare qualche scontento. È normale, soprattutto in un momento in cui a livello nazionale è sistematico il taglio dei fondi e l'innalzamento delle tasse locali. Questi 2 anni e mezzo si chiudono per l'amministrazione cagliaritana in attivo su molti temi. Abbiamo ben seminato e siamo pronti a raccogliere nei prossimi anni quello che ci sarà da raccogliere. In termini di opere pubbliche, in un momento in cui la Regione Sardegna ha una percentuale di spesa per investimenti bassissima, siamo sui residui intorno al 30%, il Comune di Cagliari fa un piano di opere pubbliche che è capace, in un momento in cui l'edilizia privata è in gravissima crisi, anche di aiutare l'economia della città. E tutto questo in un momento in cui a livello nazionale, dal governo Monti in poi, è stato sistematico il taglio di risorse agli enti locali. Privilegiare la spesa per investimenti e tagliare le spese applicando una revisione della spesa sistematica che per 2 anni ha tenuto occupati gli uffici e la parte politica che è impegnata nell'amministrazione del comune è stata un'operazione difficile ma che darà i suoi frutti nei prossimi 2 anni e mezzo. Quindi non abbiamo ansia di prestazione, non siamo in perenne campagna elettorale. Grazie a Francesco Agus. Sindaco Caria, se lo chiedo a Liori è ovvio che mi dia una certa risposta. Lo chiedo a lei perché... Il sindaco è d'accordo sui temi. Voi ai grillini guardate, Michela Murgia ha fatto un'apertura di campo importante, perché insomma erano tanti, erano il primo partito alle ultime politiche. Noi guardiamo i sardi senza steccati, abbiamo chiare quali siano le emergenze, quali siano i bisogni. Vogliamo
vogliamo soddisfare i bisogni e vogliamo dare alla Sardegna una prospettiva di lungo periodo. Ma è liberista il vostro programma? Non sarei qua a difenderlo. Se poi è liberista incentrare un programma sull'istruzione, sull'accrescimento del capitale umano, sul miglioramento dei livelli di spesa per soddisfare appunto quei bisogni, non lo è, anzi è un programma di sinistra che guarda al futuro, in particolare per quel che riguarda la concentrazione di fondi sull'istruzione. Ebbene, quello è un nervo scoperto. Noi siamo in un periodo in cui in Sardegna è diventato un privilegio anche andare a scuola, perché intere comunità, grazie alla regione che non ha legiferato in merito al ridimensionamento scolastico, sono state private della scuola. Cioè, in questi 5 anni, i quartieri periferici delle città e le piccole comunità hanno perso la scuola, l'unico presidio dello Stato che ancora c'è. Partire dall'istruzione, partire dalle competenze, che non sono soltanto quelle universitarie e post-universitarie, ma sono anche quelle professionali e quelle dei saperi tradizionali, ebbene, significa capire in che Europa viviamo e quali sono in Europa le nostre peculiarità da portare. Oggi vanno avanti e si salvano soltanto i territori con buone infrastrutture e capitale umano elevato. Noi abbiamo pessime infrastrutture, sui quali non lavoriamo, appunto con un livello di spesa per investimenti sotto zero in Sardegna, e abbiamo un capitale umano che stiamo preparando e esportando, neanche più in Germania o in Inghilterra, ma direttamente in Australia o in Canada, territori dove i sardi della mia età, ma anche con qualche anno in più, ormai sfiduciati, tentano ogni anno la lotteria per avere accesso all'immigrazione. A scuola, Agus, mi assumo la responsabilità di quello che dico, è diventato difficile persino iscriversi, perché sì, è obbligatorio farlo online, è una cosa complicatissima, mi hanno detto. Sì, è una cosa complicata, non tutti hanno il computer, una DSL che funziona, se vai in segreteria ti dicono lo faccia online, è ancora presto, vi aiutiamo, non c'è, la scadenza è il 28 febbraio, quindi domani, è una cosa gravissima. Noi oggi abbiamo sollevato il problema sul telegiornale e abbiamo visto che Francesco Agus, 30 anni, si candida a Consella, a sostegno di Francesco Pigliaru, ambisce a un posto in Consiglio regionale. Perché, dottor Agus? Perché ce n'è bisogno, perché siamo in una fase in cui chi ha la mia età, ma anche chi ha qualche anno in più, o agisce in prima persona o non avrà nessuno che difenderà i nostri diritti e la nostra dignità di vivere in quest'isola. È arrivato il momento per una generazione esclusa dalla politica, ma anche dall'accesso alle professioni, di agire in prima persona. Ed è arrivato il momento semplicemente perché siamo più adatti di altri a capire qual è il momento storico che la Sardegna sta vivendo in Europa e anche appunto nel contesto globale, e a porne rimedio. È inutile pensare che oggi arrivi qualcuno dai paesi arabi o dagli Stati Uniti e ci venga a salvare. Nessuno ci salverà. Le possibilità che ha la Sardegna di andare avanti e di farcela sono soltanto sulle competenze e sulla capacità che avranno i sardi di andare avanti. E penso che negli anni passati la Sardegna abbia perso moltissimi treni. Sono convinto però che ne avremo altri in futuro e che non potremo perderli. Credo che in questi 5 anni Cappellacci abbia fatto il peggio possibile, non abbia preparato l'isola alla crisi, abbia subito la crisi passivamente, e gli 80.000 posti di lavoro persi in questa legislatura ne sono la prova evidente. O si cambia e si inizia a pensare anche nel lungo periodo. Noi nel futuro ci passerò buona parte della mia esistenza. Vorrei che anche la classe politica sarda inizi a ragionare in questo modo. Iniziamo a fare politiche per i prossimi 20 anni, non la sera per la mattina come purtroppo stiamo facendo e come l'ultima finanziaria varata qualche settimana fa dal governo Cappellacci, cioè dal Consiglio regionale con la maggioranza di centrodestra, è la prova evidente ed è degna continuazione.